Sindaco Botteon, oggi il comune di San Pietro di Feletto ha voluto inaugurare un cippo particolare lungo il muro di Ca del Poggio. Ci può spiegare di cosa si tratta e qual è stata l'intenzione che ha portato a questo risultato? Ma l'idea era di creare qualcosa che andasse a identificare anche visivamente quello che era quello che è effettivamente la pendenza di Ca del Poggio. Per cui abbiamo pensato di posizionare questo cippo che sostanzialmente rappresenta quello che è l'effettiva pendenza nei vari punti del muro di Ca del Poggio. È un cippo realizzato dal maestro Valentino Moro, è realizzato in parte in acciaio corten, in parte in pietra dolomia, che identifica appunto la linea effettiva delle varie pendenze. È un qualcosa che resterà nel tempo. Ringraziamo ovviamente tutte quante la cittadinanza e le associazioni che erano qua con noi stamattina. Crediamo che insomma questo possa effettivamente essere un qualcosa che viene visto da tanta gente e diventi anche questo iconico come il muro di Ca del Poggio. Che effetto fa lei da primo cittadino vedere oggi i sindaci comunque di altre nazioni qui presenti a San Pietro di Feletto? Beh, noi lavoriamo da tanti anni con i sindaci francesi e belgi dei rispettivi muri, per cui è una continuazione di un percorso che personalmente ho iniziato un anno e mezzo fa. Quest'anno abbiamo detto ci ritroviamo a San Pietro di Feletto perché è la sede praticamente del passaggio del Giro d'Italia. L'anno scorso abbiamo visto il passaggio del Tour de France, per cui è un qualcosa che continua nel tempo e che stiamo portando avanti anche tante idee per valorizzare i muri dei rispettivi paesi, ma per creare delle simbiosi in modo da poter anche lavorare insieme per creare progetti comuni. E oggi ne abbiamo parlato, parleremo e cercheremo di creare progetti interessanti per i giovani dei rispettivi paesi.